La sala stampa di penalty, ovvero il calcio professionistico, all'interno di questa maratona sportiva siciliana di Video Mediterraneo, in diretta alle 19 con appunto una prima parte dedicata al calcio dilettantistico e poi a seguire con il calcio legato alla stagione del Catania, del Palermo, del Trapani, del Messina, e poi dopo chiudiamo questa domenica con il calcio a 5 insieme ad Alessio Patti e il suo penalty futsal. Tra l'altro sottolineiamo che questa è l'ultima puntata per quanto riguarda questa stagione di sala stampa. Abbiamo voluto sperimentare anche quest'altro segmento del calcio professionistico, devo dire con grandissimo successo e anche con grandissime soddisfazioni. La stagione volge al termine, vogliamo concentrarci principalmente sul calcio dilettantistico, che è un po' in fondo il cavallo di battaglia del marchio penalty. Però con questo non voglio dire che non seguiremo il calcio importante, legato tra l'altro a vicissitudini abbastanza articolate sia del Palermo che del Catania, un po' meno del Trapani, che con una sorpresa generale da parte di tutti, insomma, si sta comportando in maniera straordinaria nel campionato di Serie B, ma sottolineiamo anche la buona stagione del Messina e anche dell'Acragas. In questo pentolone dedicato al calcio professionistico abbiamo il ritorno di Antonio Rapisarda. Ciao Antonio, ben ritrovato. Buonasera Ettore, buonasera agli amici sportivi che ci seguono da casa. Abbiamo chiaramente poi il posticipo anche questa domenica. Esatto. C'è Sampdoria-Milan, in questo momento stanno sullo 0-0, partita diciamo che è iniziata da pochissimo. Da pochissimo, vedremo come andrà a finire. Esattamente. Tra l'altro il debutto di Brocchi in panchina. Esattamente. Spiegatemi poi perché. Punto interrogativo, perché adesso questo io lo chiederò anche ai nostri ospiti. Diciamo che va di moda cambiare l'allenatore, visto quello visto l'ennesimo cambio nel Palermo che no, dico va di moda, vabbè, su questo poi insomma apriremo anche un dibattito, perché il nostro ospite ne sa molte sul Palermo, no? È vulcanico. Mi sa che c'è adesso l'abitudine di mettere il quarantenne obbligatoriamente in una panchina importante subito, senza neanche un po' di gavetta, e questo credo che sia un atteggiamento un po' sbagliato. Permettimi una battuta. Sì? Parlavamo di essere vecchi, ci svecchiamo un pochettino. Va bene, ok, perfetto. Allora saluto il ritorno di Mario Vitale. Ciao Mario, ben trovato. Come stai? Beh, tanto bene no. Come? Tanto bene no, perché insomma il Palermo ci sta facendo piangere, sia dal punto di vista insomma societario, perché c'è una gran confusione, il ritorno di Ballardini. Ma a livello societario non direi che c'è confusione, assolutamente. Forse sulle scelte? Ma ne parliamo. Ne parliamo, perché devo salutare subito anche il presidente dell'AIEC di Ragusa, Giuseppe Straquadario. Ciao Peppe, buonasera. Come stai? Benissimo. Settimana scorsa malaticcio, invece adesso imbucato per sala stampa, perché dobbiamo parlare di un calcio anche di una certa qualità. Tra l'altro mi sottolineavi che domani c'è un appuntamento importante a Siracusa, vogliamo ricordarlo, sì, perché è aperto a tutti, e parlerete anche di una cosa molto interessante. Ma una splendida iniziativa che hanno fatto praticamente quelli della Scuola dello Sport di Roma, dove per onorare la memoria di Alberto Madella, che ha fatto tantissimo per lo sport italiano, in particolare anche quello ragusano o la scuola regionale dello sport della Sicilia, praticamente verrà presentato un libro di un filosofo greco che è stato tradotto dall'italiano, dal greco all'italiano, praticamente che parla dell'allenamento come si faceva ai tempi dei greci. Cioè, quindi sono curioso di vedere cosa facevano quali tecniche usavano gli antichi greci. Sono appunto curioso, e quindi la parola stretching non esisteva, secondo me. L'inglese ancora non era in voga. Dove si svolgerà questo incontro? Al Museo Paolo Orsi di Siracusa. Benissimo. Quindi chi vuole venire alle 17, ripeto, in onore appunto di Alberto Madella, grande studioso. Assolutamente sì, molto interessante. Peccato che non potrò essere presente, perché colgo l'occasione invece per promozionare un altro avvenimento importante nell'ambito del calcio siciliano. Domani presso Torre del Grifo di Mascalucia ci sarà la festa dei 50 anni dell'associazione allenatori calcio,
Ogni comitato sta organizzando questo incontro, quello riguardante il comitato di Catania guidato da Renato Marletta si svolgerà appunto domani presso Torre del Grifo, dove ci sarà appunto una serata dedicata alla formazione e all'aggiornamento degli allenatori. Tra l'altro l'ingresso è assolutamente gratuito per tutti, si svolgeranno degli incontri, l'apertura dei lavori è prevista per le ore 17, ci sarà la presentazione del progetto anche AIAC Edu Giovani, che anche voi di Ragusa vi appresterete ad organizzare tra qualche settimana, e il dibattito si chiamerà Un altro calcio è possibile? O meglio, non c'è il punto interrogativo, gliel'ho messo io, ma secondo te un altro calcio è possibile? È necessario. È necessario. È necessario. Sei d'accordo? Mario, sei d'accordo che un altro Mario calcio è necessario? Mi guarda Bruno. Oppure ci dobbiamo sempre fermare a quell'altro calcio? Ma io non sono convinto di questo tipo di calcio. Ah, Io sono per i participi passati. del calcio che fu. Ho capito. Purtroppo. Saranno presenti a questo incontro la presidentessa della Federazione Italiana Gioco Calcio di Catania, la dottoressa Teresa Chiara, ci sarà anche la dottoressa Laura Guerriera, che è la psicologa dell'AIAC, oltre naturalmente a autorità locali, provinciali e regionali. Tutti gli atleti sono invitati, avremo modo di parlare su questo calcio, capendo se è possibile un possibile cambiamento. Questo noi ce lo auspichiamo. Allora, domani verrai pure tu, ho saputo, eh? Sì, verrò anch'io. Insomma, avrò il piacere di presentare questo evento e sono contento perché quando parliamo di progetti che servono per migliorare il calcio, ben venga. Vabbè, in merito a ciò salutiamo anche l'organizzatore, Certo, il presidente dell'AIAC, Renato lo Marletta, salutiamo. e l'infaticabile anche segretario dell'AIAC di Catania, Salvo Arcidiacono. Esattamente, sì. Perfetto. Allora, non ho salutato la qui presente Federica. Vabbè che l'ho salutata qualche secondo fa. Ciao Federica, ben ritrovata. Grazie, ben ritrovata. Ben ritrovata. Allora, sei pronta per leggerci i risultati del campionato di Serie A? Certo. Perché devo dire che è successo un po' di tutto, insomma avremo modo anche di parlarne con i nostri ospiti. Risultati di questa 33esima giornata campionato di Serie A. A te Federica. Bologna-Torino 0-1. Carpi-Genoa 4-1. Inter-Napoli 2-0. Atalanta-Roma 3-3. Verona-Frosinone 1-2. Fiorentina-Sassuolo 3-1. Juventus-Palermo 4-0. Udinese-Chievo 0-0. Lazio-Empoli 2-0. Adesso sono 9 punti di vantaggio della Juventus di Allegri nei confronti di un Napoli che ha un po' mollato, credo, e adesso deve fare molta attenzione perché insomma l'Inter ha inflitto una sconfitta pesantissima al gruppo di Sarri e deve fare attenzione ad una Roma che stranamente è inciampata anche in quel di Bergamo. Guardiamo la classifica e poi insomma la commenteremo anche con i nostri ospiti. Juventus 79 punti. Napoli 70, Roma 65, Inter 61 punti, Fiorentina 59, Milan 49, Sassuolo e Lazio 48 punti, Chievo 45, Torino 42, Genoa 40, Empoli 39 punti, Bologna e Atalanta 37 punti, Sampdoria 36, Udinese 35, Carpi 31 punti, Frosinone 30, Palermo 28, chiude la classifica il Verona con 22 punti. Certo fa effetto questo Carpi che supera anche addirittura il Frosinone. Una battuta, so che è arrivata anche già qualche domanda da formulare ai nostri ospiti, vogliamo ricordare anche come interagire con noi di Penalty? Sì, sempre sul gruppo pubblico di Sala Stampa di Penalty per interagire in studio con gli ospiti e anche per dire la propria. Fare una considerazione, diciamo, certo. Mi sembra anche giusto perché la voce è dello sport. E questa tua considerazione su questo Carpi che insomma ha un po' salutato Palermo? Guarda, sia Carpi che Frosinone erano le squadre tra virgolette indesiderate di questa Serie A. Il Carpi ha dimostrato che ha fatto un errore
che era quello di chiamare Sannino. Attenzione, non voglio dire che Sannino non era cosa per la quale, però diciamo lo stai che... dicendo tu, Sì, no? sì, lo sto dicendo assolutamente. Perché qui non so se molti Sannino erano, è un non ottimo erano allenatore, d'accordo. però Castori era quello che aveva il polso sia dell'anno scorso della grandissima cavalcata in Serie A, dalla Serie B in Serie A, e quest'anno sta dimostrando di fare un ottimo campionato e all'esordio in queste categorie sta facendo bene con una squadra giovane. Ricordiamo i vari Lasagna, i vari Di Gennaro, quindi sono giocatori di Gaudio, scusa, sono giocatori giovani alla prima esperienza, e questo Carpi si fa rispettare. Frosinone, d'altro canto, una squadra anch'essa giovanissima, una squadra che sta mettendo in vetrina tantissimi giocatori, sottolineo giovani italiani. Sì, però adesso i punti di distacco con l'Udinese Sì, sono 5, sono tanti. Sono tantissimi. Certo, la corsa è sul Carpi di questo Palermo. Sicuramente cambiare allenatore ogni 2 o 3 settimane non fa bene a questo Fermiamoci perché adesso il funambolo... Sì, già lo vedo che non è d'accordo, però purtroppo è un dato di fatto. Io non credo che giovi a questo spogliatoio, che mi sembra in difficoltà e anche imbarazzato. Sentiremo anche il presidente dell'AEC che ci dirà la sua. Allora, Mario Vitale, questo cambio continuo di allenatori, questa confusione in classifica, questo non gioco, questi giocatori che forse potevano e non hanno dato quello che dovevano, un presidente che ogni 20 giorni cambia allenatore, un allenatore che arriva, un allenatore che va. Io credo che comunque tutto questo incida poi alla fine, e questa è la classifica e rispecchia probabilmente il campionato del Palermo. Io non sono assolutamente d'accordo, in quanto io per tanti anni ho fatto l'allenatore e mi ricordo che ogni volta che sostituivo un allenatore le prime 2 o 3 partite andavano benissimo, sì. E io sono stato anche artefice di parecchie salvezze. Sì. Non sono d'accordo a questo è un discorso non per te, per carità, No, ci mancherebbe. è un discorso troppo qualunquista, nel senso che è un discorso da bar, è un discorso che fanno un po' tutti, cambia la preparazione, cambia questo, cambia l'altro. Cioè tu mi stai dicendo che 5, 6, 7 allenatori... Aspetta. Tanto, andiamoci piano con questi 4, 5, 6, 7 allenatori, perché il Palermo, se vogliamo, il Palermo ha cambiato 3 allenatori, 3. Ti spiego il motivo perché. Ha iniziato con Iachini. Vabbè, ha iniziato con Iachini. Ha mandato Iachini? Sì. E ha preso... Ballardini. No, non subito Ballardini. No. Dopo Ballardini successivamente. Ha preso... c'era questo Schelotto. Sì. Che Schelotto, tutto, però non era... Tesserabile. Non era tesserabile. Scusa, ma in Serie A non si sanno che ci sono allenatori che sono tesserabili in una maniera... Questo è un cioè, discorso questa già è una mancanza probabilmente, Perfetto, d'accordo, insomma, di conoscenza Sì, vabbè, delle carte federali. Di questo sono d'accordissimo. Cioè, in Serie A non si conoscono le carte hanno federali. preso Tedesco. Sì. Vabbè, Tedesco, lo sappiamo. Tedesco era messo lì perché occorre un In attesa allenatore di- in attesa di. occorre un allenatore di prima categoria. Certo. È evidente. Tedesco ha il patentino di prima categoria perché Scalotto non l'aveva. Non ce l'aveva. Da Tamale hanno preso Viviani. Sì. Viviani era l'allenatore in seconda di... come si chiama? Iachini. Di Achille. È andato bene Viviani, hanno preso Bosio. Sì. Bosio è l'allenatore della primavera, quindi Sì. tutta gente in forza a Palermo. Assolutamente. Allora, gli unici cambi che sono stati Iachini con Ballardini, diciamo. successo quello che è successo, e Ballardini con Novellino. Ecco, 3 sono gli allenatori. Sì. Allora, quando il presidente ultimamente è andato a Sport Italia in collegamento, Sì. no che ha litigato, perché il presidente è fatto così, poi in fondo è un bonaccione. Ma assolutamente, ma qui non stiamo... È eccezionale. Quando dicevano, ma il presidente è stato di una schiettezza, di una sincerità unica. Ma su questo nessuno ha dei dubbi. Allora, quando tu mi dici a me tutta questa confusione contro... io mi metto dalla parte del tifoso, no? Insomma, mi il problema è un confondo. altro, che vogliamo fare diventare il calcio una scienza. Il calcio non è una scienza. Non è una scienza. Il calcio è come il lotto. Il lotto è un gioco aleatorio e lo stesso è il calcio. È lo stesso il calcio, guarda. Vabbè. Abbiamo giocato a calcio, giusto? Sì. Se poi Abbiamo vogliamo pure fare... allenato, tentato di allenare. Io ho allenato. No, dico, non tu, un po' tutti. Ma forse io ho allenato più degli altri, Sì, con più tu sì. disgrazie degli altri, Ma per su carità, questo di sappiamo questo qua benissimo il tuo sicuramente. curriculum. Però, dico, il calcio non è che
lo vogliamo cambiare dall'oggi a domani. No, Sti giocatori qua sono dei giocatori di calcio. Ora che viene Tirchitoll, che viene Totò al Giro d'Italia e compagnia bella come allenatore, e che cambiano e che si confondono ma dico, ma che devono andare a dare gli esami per andarsi a laureare questi Sì, qua? ma Dai, qui dai. però c'è un problema fondamentale, voglio sentire anche Peppe. Ma io prima metterei il discorso di chi è l'allenatore. L'allenatore è chi guida un gruppo. Quindi al di là di quello che può essere il soggetto che sia a contratto o non a contratto con una società, Vabbè, d'accordo. in uno spogliatoio ci deve essere sempre una figura di riferimento. Se le figure di riferimento o sono del Palermo o vengono da fuori, sono sempre delle figure che in ogni caso cambiano quelle che sono le dinamiche del gruppo. Quindi come tale dobbiamo parlare che all'interno di uno spogliatoio il gruppo degli atleti del Palermo ha avuto più persone che l'hanno guidato. Questo ovviamente non credo che possa essere, come dire, costruttivo ai fini di creare delle basi solide di quello che possono essere le idee su come si deve giocare. Io invece parto da un discorso, la motivazione. La motivazione per me è molto più importante della preparazione atletica, cioè quella fisica. Ma- la motivazione, Vabbè, se è il giocatore, può darsi magari che arrivava Mario Vitale ed è capace di motivarli psicologicamente. A me che mi fa... Ma la prima forza di un allenatore deve essere Quella, la capacità di motivare. quella. Beh, mi sembra normale e questo, forse non abbiamo trovato l'elemento giusto per motivarli, perché magari arrivavo io con la battuta e scherzando e magari il giocatore si Vabbè, attacca. ma Peppe lo sottolinea questa figura però Se parliamo a dell'allenatore livello con queste psicologico, capacità, sono d'accordissimo. Io sto Ma parlando, a livello fisico io non sto cambia parlando, niente. Io sto parlando, ci deve essere uno al timone. Sì, Se quello che sì. ogni volta, ogni fermata... Non si è trovato forse la persona giusta. E allora, Di questo si sono d'accordo. Cioè, si riparte sempre da zero. Di questo sono Perché d'accordo. un allenatore ha un modo di dialogare, Certo. di, come dire, di creare un determinato gruppo D'accordo, sono d'accordo. e possono andare bene alcuni atleti e altri no. Perfetto. Per Questo- altro è tutto diverso. Quindi quando ci sono state tutte queste persone, non dobbiamo dire che ci sono state 3 persone. Ce ne sono solamente. state più di 3. Ce ne sono state più di... E questo penso che non vada fatto assolutamente, anche perché prima bisogna vedere qual è come dire, l'elemento che ha creato quel risultato. Allora io dico Cioè, questo. un attimo, è una causa che possa essere imputata all'organico, oppure a quelli che sono i principi di gioco, oppure Certo. ad altri fattori. Non è che si fa un discorso così, tanto per dire, vabbè, cambio l'allenatore. Ma è niente Avete di più sbagliato. scatenato la nostra pagina Facebook perché sono arrivati In merito a tantissimi- questo è arrivata una domanda di Interessante. Emanuele, che salutiamo, ci segue da Palermo e ci dice che è preoccupato delle dichiarazioni lasciate dal presidente Zamperini in settimana, ovvero ha detto che non è un problema nel caso si dovesse retrocedere in Serie B. Forse a questo punto potrebbe essere la risposta a tutti i nostri... Appunto, io vorrei anche precisare, guardi che il Presidente ha ragione, attenzione, il calcio, quante squadre ci stanno? Tante. No, quante sono? 20 20 squadre. Serie A, 20 squadre di Serie A. Oddio, signore mie, è un gioco, attenzione. Ah, beh, è un chiaro, gioco. ma su non è che questo qua stiamo andando a nessun morire. dubbio, Non è che nessun qua dubbio. stiamo andando a morire. Sono Attenzione. cose molto più serie che una Attenzione. partita di Guarda che in Serie campionato. B c'è stato il Torino. Sì, vabbè, anche il Palermo fino a 2 anni fa. Vabbè, ed è risalito subito, attenzione. Certo, e non è mai facile. Attenzione, tutto sulle spalle di Zamperini. E non è mai facile. Perché guarda che al campo in Serie B non ci andava nessuno, E guarda che mantenere una società come il Palermo è come mantenere una Juventus oppure un Milan, cioè, perché se tu vai in sede a Palermo, cioè, signori miei, voi non vi immaginate l'indotto che c'è dietro. Assolutamente, Ecco. ma in tutte le E squadre questo, di Serie e A. questo sta tutto sulle spalle di Zamperini, attenzione. Beh, è il presidente. E finiamola con la storia quando io sento su Facebook Zamperini ha venduto, si è messo in tasca. Da premettere che nessun presidente di società può toccare un centesimo, attenzione, perché i soldi, cioè i trasferimenti avvengono già per Sentiamo la battuta di Peppe. No, ma più che una battuta, lui fa sempre, come dire, questa Cosa? come dire, provocazione, che il calcio non deve essere una scienza, eccetera. Io invece dico l'esatto contrario, Sì. anche perché ci sono ormai dei dati oggettivi che lo dimostrano.
calcio inglese, faccio un esempio. Sì. Ha preso un ex del Catania, Gianni Vio, Sì. una persona, una figura che lavora esclusivamente Sulle palline attive. Perfetto. Oh. Altre figure, soprattutto nel calcio inglese e anche calcio un po' più, diciamo, più In Italia avanti di ancora quello un po' nostro, per un po' quello meno in dicevo. Italia. Ecco, partono molto da quello che è un discorso di match analysis, di analisi delle gare Sì. e soprattutto analisi degli allenamenti con i GPS. Capisco che Adesso abbiamo il anche i maestro droni. Vedale... Abbiamo anche i droni, giusto? Abbiamo anche i droni, benissimo. Per me questo non è calcio. Questo- Questo è anticalcio. Aspetta, fammi finire. Per me Ma questo non è un attimo, calcio. Peppe, Però fammi finire qui un non è che attimo, dobbiamo fare come fanno in politica, che si cerca Infatti. di demonizzare No, subito no, no, quello no, che ci uno deve mancherebbe. dire. Ognuno deve esprimere la propria opinione, poi Assolutamente, ognuno assolutamente. Sì, per troverà carità. dei favorevoli e contrari a quello che dice. Quindi tu Abbiamo magari detto un avrai i linguaggio tuoi. importante per il calcio. Vai, Peppe, Però vai, vai, ognuno vai. deve lanciare quello che è anche l'evoluzione di quello che sta succedendo nel mondo. Se tu prima avevi il telefonino, quello che era magari con i Sembrava un tasti, mattone, era un mattone, lunghissimo. ora magari c'hai il touchscreen. Benissimo, l'evoluzione del mondo non la dobbiamo vedere solo in quegli oggetti che può essere accessori o nella moda. Ci o sarà nella la Moviola in macchina, campo adesso la prossima ma stagione. anche, soprattutto, nello sport. E allora, alcune federazioni hanno già lavorato su questo e lo stanno facendo con successo. Il modello italiano su questo aspetto è leggermente indietro. E allora, dobbiamo valutare prima di cambiare. Io non dico che hanno fatto giusto a Palermo o hanno fatto male, non lo so, perché non ho in possesso, io come tutti noi, dei dati in cui possiamo scientificamente dire qual è la causa di questi risultati che non sono, diciamo, Sì. utili per la salvezza. Ma dobbiamo anche dire che questi risultati, questi dati servono e contribuiscono a limare quelli che sono ormai i dettagli, perché vero, ormai è sono vero. i dettagli che fanno la differenza. Io so una cosa, che c'è il Giro d'Italia. Al Giro d'Italia ci stanno gli scalatori, ci stanno i velocisti, giusto? Mancano ancora 5 partite alla conclusione. noi qui non stiamo- Guarda che non qua stiamo- ancora il ma Palermo noi non è facciamo il retrocesso. culo, Scusa, attenzione. noi da siciliani facciamo il tifo per Certo, lo per- so, per- ma ci esatto. mancherebbe. Cioè, ci mancherebbe. Ci mancherebbe. Ma qua stiamo dicendo quello che diciamo è la realtà. Si sono cambiati tanti allenatori, Sì. ognuno esprime la propria opinione. Assolutamente, Se è assolutamente. giusto o sbagliato cambiare. Ma credo che insomma quello che hai detto mi trovo assolutamente A d'accordo. me completamente all'opposto. Altri due Sì. commenti. Intanto Va in tilt oggi, mi sa, sì, la pagina di- intanto molti ci esprimono solidarietà per l'infortunio di Marchisio, che sicuramente salterà gli europei. Allora, ha avuto queste una erano- rottura del legamento, Mamma mia. quindi sono 6-7 mesi sicuro di stop. E questa è Certo, una dispiace, tegola impressionante per un calcio italiano che soffre a centrocampo. O si rispolvera De Rossi sperando che la cura Spalletti possa dare i suoi giovamenti, O Pirlo negli Stati Uniti. o Pirlo viene richiamato, oppure che so, Jorginho del Napoli che un poi Montolivo. vabbè, Non so, molto ce ne sono vivo in tanti. fase calata. C'è Insomma, Verratti. C'è Verratti Verratti avrebbe penso giocato comunque a prescindere, però insomma il ruolo di Marchisio sappiamo benissimo. Ma quindi è confermata questa Sì, cosa? sì, sì, anche la La Juve si stiamo stringe dando- gli auguri. cioè, la Sì, stiamo sì. dando- Un'altra domanda, sempre da sponda Rosanero. Sì. Rosario ci dice se c'è margine di salvezza vedendo anche il prossimo turno. Ricordiamo che il Palermo giocherà con l'Atalanta e invece il Carpire sarà impegnato in trasferta contro il Milan. E poi il Frosinone con il Chievo Verona in trasferta a Verona contro il Chievo. Allora datemi una risposta veloce perché poi devo parlare anche di altre Sì. cose. Allora, c'è margine secondo te, Mario? Altissimo. 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 Si gioca in casa contro questa Atalanta che Si insomma, gioca ha a messo... metà in casa, attenzione. Si gioca metà, si gioca in casa però, non si A gioca a porte Bergamo. chiuse, a porte chiuse. Vabbè, ma si gioca in casa. E però. questo noi ringraziamo i tifosi di Palermo. Vabbè, chi sbaglia paga. Ah, è chiaro. Chi sbaglia paga. Quindi non è soltanto Zamparino a sbagliare. In questo caso Ah, no, è chiaro. in questo caso anche i tifosi Facciamo tutti in mea culpa. assolutamente, è giusto che tutti si assumano le proprie responsabilità. Perché non Forse c'era motivo. In quel momento non c'era era- motivo. non c'era motivo. In un momento così difficile per il Palermo comportarsi in questa La maniera. squadra assolutamente. avrebbe dovuto fare quadrato, però E io penso una cosa, ma meglio per a porte essere chiuse a risultati- questo punto. Meglio a porte chiuse. Ma il tifo è sempre tifo però, Mario. Io sai che cosa non ho condiviso oggi? Sì? Credimi, guardando la partita del Palermo. Sì? Cosa? Un ragazzo, l'esultanza di un ragazzo. Un ragazzo che io sono stato il primo a conoscere 4 anni fa. L'esultanza di Dybala.
Quando io l'ho conosciuto, lui era arrivato dall'Argentina, e io mi trovavo al Grand Hotel a Palermo. Ebbene, un ragazzo timidissimo, un ragazzo che deve dire grazie a Palermo e che oggi, guarda caso, ti fa proprio al quarto gol, cioè come se c'era la vittoria di Pirro. Su questo io devo dire però una cosa, e poi può darsi che tu non sarai d'accordo, non lo so. Cosa? Dimmi. Io credo che ogni atleta dia emozione alle proprie sensazioni in maniera diversa. Ognuno ha una sensazione. Io in quel momento ho gioito perché ho fatto un gol e quindi sono contento. Non ha fatto un gol lui. Vabbè, però lui come se l'avesse fatto. Lui era in panchina. Sì, vabbè, però ha gioito, mi hai detto. Ettore, come si possono dimenticare determinati rapporti? Ma non è che si dimenticano i rapporti. Io credo che Dybala avrà sempre Palermo nel cuore, così come... Ma è lo stesso discorso che oggi domani ti arrestano, ti mettono le manette e io dico hanno arrestato oppure all'amico qua. Ma non è così, Ettore, perché tu che hai fatto parte di un gruppo, conosci il magazziniere, conosci il fisioterapista. E forse ha ragione, dai, forse vai a cena con loro. Ma come fai a fare questa cosa? Sei d'accordo, Peppe, su quello che ho detto? Vabbè, questo mi contraddice sempre, dai. No. Mi contraddice sempre, non l'ho capito, dai. Ma io non sei d'accordo con quale cosa? Ma perché ti posso dire una cosa? Ma di cosa devi dire? Ma cosa devi dire? Io ti dimostro. Dimostra. Ora la filosofia. Sentiamo. Scusa, tu sei abbastanza istintivo questa E lo sono, certo. Benissimo. Mi dice no, questi sono rapporti umani, caro amico. Appunto. E sono alla base. Ma scusa, ma anche Dybala o tante altre persone hanno il loro istinto da poter esternare. Quindi sei d'accordo su quello che ho detto? Certo. Cioè, ognuno esterna quello che sente. Tu ti senti in questo... E lui lo fa in un altro modo. E poi so giovani. Poi magari dovrebbe baciare la terra dove Zambarini mette i piedi, questo signore. Vabbè, però è anche vero Diciamolo chiaramente. però è anche vero che Dybala ha portato tanti bei soldini al Palermo. E Zambarini quanti soldi ha portato in Argentina? 12 milioni l'ha pagato. Vabbè, però non l'ha pagato. Ne ha presi anche di più. Mi metto tutti d'accordo, è stata una bella plusvalenza. Un po' per tutti. Un po' per tutti. Facci piano con le plusvalenze, perché lì poi ti entrano in gioco, sai che cosa? I procuratori, Mascardi e compagnia bella. Come le varie plusvalenze di Pastore. Ti ricordi di Pastore? I 50 milioni di Pastore? 18 milioni di euro l'ha preso soltanto Simoniani. E allora, signore mie, allora, mi hai detto che c'è ancora la possibilità del Palermo. Per me sì. Voglio sentire Peppe. Secondo te no, invece secondo me dirà. No, ma io sono, non è che sono della Val Brembana, scusa. Io sono un siciliano e sono molto, diciamo, come dire, tifoso a livello geografico. Cioè io quando vedo qualcosa che riguarda la mia terra, che la amo, io, come dire, faccio il tifo. Ma può incidere il fatto che domenica prossima non c'è pubblico allo stadio, secondo te? Onestamente è stata una penalizzazione per il Palermo. Sì. Mi spiace per quelli che magari non c'entrano nulla, che non potranno andare allo stadio. Però è giusto che paghi questo sbaglio. È giusto che si paghi, però dico ai tifosi del Palermo, state attenti in queste cose. Cioè, il momento delicato, non come dire, vanificate tutti questi sforzi. Ognuno deve dare il proprio. Un po' di pazienza, la devono avere anche loro. Ecco. Antonio, tu... Sono state rilasciate delle dichiarazioni del mister Rosanero, del neo e del vecchio mister Rosanero Ballardini, il quale dice che ha trovato un gruppo preoccupato, che vuole rimanere in categoria, ma penso che sia anche giusto perché sarebbe un grave danno per la piazza di Palermo, come lo è stata per Catania, Messina, e dice che proveranno a uscire da questo, anzi è certo che riusciranno. Ne hanno parlato Sorrentino con Ballardini? Ricordiamoci. Vabbè, ci fermiamo qua. Esatto, sì. Ci fermiamo qua. Ci lanci la pubblicità, Federica? Sì, Ettore, abbiamo un piccolo break per la pubblicità, mi raccomando non cambiate canale. Vogliamo ricordare che questa è l'ultima puntata di Sala Stampa per quanto riguarda questa stagione 2015-2016. Da giorno 1 si partirà ufficialmente invece tra le 21 e le 22 con Penalty Futsal, che anticipa quindi abbondantemente di un'ora.
seguiremo, anche se in maniera molto marginale, comunque anche il calcio professionistico, anche perché adesso con la partenza dei playoff nel calcio dilettantistico avremo più spazio e quindi imbucheremo anche qualche notizia sul calcio professionistico, che ultimamente non è che ci stia dando delle grandi soddisfazioni, soprattutto a noi in Sicilia. Perché mi guardi e sorridi? Perché non sono d'accordo, penso che c'è un Trapani in Serie B che è infatti, uno squadrone. Tra poco parleremo anche di questo Trapani, perché io mi voglio mettere vicino alla nostra Federica per ricordare che a giugno ci sarà la terza edizione del Penalty Awards, l'avvenimento sportivo siciliano più atteso nell'ambito del calcio dilettantistico. Terza edizione, si premieranno anche quest'anno i migliori atleti, i migliori tecnici, i migliori dirigenti, il tutto dal campionato di promozione sino al campionato di prima categoria, e poi nel grande galà anche dei premi legati al mondo del giornalismo, della televisione e dello sport. Una grande manifestazione. Una grande manifestazione. Tra l'altro la caratteristica di questa manifestazione sono le nomination, che saranno comunicate giorno 5 nella puntata speciale di Penalty. Puntata speciale anche domenica prossima, perché andremo in onda sempre tra le 19 e le 21, ma per l'occasione, dato che insomma Modica festeggia il santo patrono, andremo in onda con una edizione speciale legata allo sport in Sicilia, sempre appunto tra le 19 e le 20 alle 21 con Penalty. Adesso ci leggi i risultati di Serie B, perché qui parlano di questo Trapani che sta furoreggiando. Ma prima di un attimo, perdonami, io lo sai, sono sempre su Facebook, Sì. devo dire, e ho un amico mio che si chiama Tiziano di Verona. E mi ha detto che vuole scendere Per il conoscere penalty, Federica? per conoscere Federica. Ma Federica sarà presente alla premiazione di penalty? Assolutamente, Federica è una delle E allora te lo devo partecipanti, presentare a Ci Tiziano, sarò. va bene? protagonista Lui ci insieme a segue Gemma. allo Piacere. 323 di Sky. Perfetto, bene. Con piacere, con È piacere. ricco pure, sai? Ma non c'entra È niente ricco, questa cosa ricco. qui, non c'entra niente. Federica poi è felicemente sì. fidanzata con un calciatore. Vedi che colpa hai dato in questo momento a Tiziano, vero? Va bene, ok. Risultati di Serie B insieme a Federica. Crotone Spezia 0-0. Pescara Cesena 1-0. Virtus Entella Modena 1-0. Trapani Ascoli 4-3. Cagliari Brescia 6-0. Perugia Avellino 2-0. Latina Virtus Lanciano 2-2. Vicenza Ternana 2-1. Bari Como 3-0. Novara Livorno 2-1. Provercelli Salernitana 1-1. Antonio, dobbiamo parlare assolutamente di questo Trapani. Tu hai fatto poc'anzi qualche nome che sta veramente disputando un campionato stratosferico. Guarda, l'ho detto io, ma è arrivata una domanda e quindi è giusto leggerla, cioè è arriva da Catania. Arriva da Catania. Salvatore ci chiede, Petkovic non era un brocco a Catania, ora è diventato un fenomeno. Apriamo un dibattito con i nostri opinionisti. Io di oggi, io sono d'accordo con Salvatore. Era troppo giovane per giocare a Catania, forse. Guarda, un giocatore che a gennaio non serviva a Catania, era diciamo la quarta scelta in attacco, è un giocatore che con Cosmi in Serie B e nella stessa stagione, quindi in una categoria superiore, sta riuscendo a fare cose incredibili. Ricordiamoci che in questo 4-3 rocambolesco contro l'Ascoli lui ci ha messo il zampino, ha fatto 2 assist e si stava procurando anche l'ennesimo rigore, quindi è un giocatore giovane, di tutto rispetto. Chi l'aveva portato a Catania ci aveva visto non bene di più e purtroppo continuiamo a... Tra poco parleremo della parentesi Lega Pro. Esattamente, però continuiamo, purtroppo continuiamo a usare male le risorse dei giocatori giovani a Catania. Peppe, si parla sempre di questi giocatori giovani che spesso e volentieri vengono purtroppo condannati ad essere giovani, magari non dandogli la giusta chance, pensando che forse rischiando con i giovani si rischia di non fare risultato, però poi se guardi i risultati ti rendi conto che con giocatori che non sono tanto giovani, insomma, le cose non cambiano. Ma guarda, molto spesso i giovani poi vengono utilizzati quando c'è bisogno, c'è necessità, poi i giovani danno risposta. Quindi un allenatore di personalità penso che se segue quelli che sono magari i programmi della società e inserisce nel suo programmino anche quello di lanciare 2 o 3 giovani
penso che questo non dovrebbe essere La un scorsa freno, stagione ma anzi c'era un giocatore che io ammiravo tantissimo, mi piaceva, era Auger, no? Che poi è andato alla Salernitana, ha fatto gol proprio anche questa settimana. Sì. E io non ho capito perché il bisogno necessario di mandarlo in Serie B, dove comunque non gioca da titolare, ma gioca, e invece non sfruttarlo in un ambiente che già lo conosce e che può sicuramente fare bene, no? Perché aveva fatto già vedere delle belle cose in Serie B. Qui entriamo però in un altro discorso che è più che tecnico è manageriale. E Cioè, lì, molto insomma, spesso il calcio come dire, deve fare quadrare i conti, deve andare dietro a determinate... non è una scienza esatta, allora qui insomma sposiamo Manageriale di che cosa? Da parte di chi? Da parte della società. Manageriale, tu parli di me, ho capito. Che vuol dire? Cosa vuoi No, dire? no, sono d'accordo con te. attenzione. meno male, Meno meno male, d'accordo. meno E male. questa, Io mi credo riferisco- sia una notizia per stasera. Io mi riferisco il discorso manageriale. Io domani Sì, che vengo sicuramente tranquillo, domani mi chiama Berlusconi e mi dice tu sei il mio nuovo direttore generale. Oh, che bello. A te, Noi se abbiamo il suo numero, a te ti possiamo- chiama la Valle, tu sarai il responsabile dell'area tecnica. Ah, bello. Tu il responsabile del Tron, quello che fanno volare. Ma perché, scusa, lui è un allenatore, perché non gli dai Sì, un ruolo Io tecnico? non ho mai avuto... Allora, il discorso è questo Sì. qua. Il problema è che vengono spesso e volentieri dati dei titoli così buttati, Elargiti con elargiti. troppa facilità. No, la federazione sta... Questa sai come si chiama? Questa si chiama usurpazione di titolo, caro mio. Questa è usurpazione di dicevi, titolo. Beppe, aspetta, sentiamo un proprio attimo, la federazione su questo sta lavorando. Sì. Perché se prima c'era una figura, che era quella dell'allenatore, c'erano solo 3 gradi di allenatore. Sì. Ricordate quello Sì, di prima, sì. seconda e Vabbè, terza sì, categoria? sì, sì. Ora invece ci sono anche la figura, e devono fare il corso, Sì. il direttore sportivo, Sì. di osservatore, di preparatore dei portieri, Portieri, di preparatore preparatore fisico atletico. e anche di match analista, forse è una cosa non ti piacerà. E ma questo è così. interessante, No, no, questo è questo è interessante. E questa Questo è è la interessante, specificità certo. che Sì, ognuno questo sì. nel proprio settore deve rispondere delle proprie Sì, ma azioni. quando un direttore dell'area tecnica, un direttore sportivo mi manda un Bektovic, perché è giovane. Ma scusa, Donnarumma quanti anni c'ha del Milan? 16 anni. La Gumina del Palermo quanti anni c'ha? 16 anni. Sì, peccato No, che qua non- non poteva essere a Catania, no. Vabbè, ma no, Catania è ha giovane. questa caratteristica, È giovane. la piazza ha paura di bruciarli, poi La non piazza. so perché. Dico. La piazza Stesico. Ma se io penso che finiamola. Izco quando arrivò 9 anni fa, insomma, La finiamo. fu ritenuto La verità è troppo una, giovane. la verità è una, se vogliamo parlare qua del Catania. Manca un leone. Non Oh. stiamo parlando del Catania, stiamo parlando Quando del ne parliamo, Trapani. ne parliamo del Allora, del Trapani, Peppe, questo miracolo Trapani fa piacere e riflettendo potrebbe anche addirittura succedere che il Trapani va in Serie A, il Palermo... No, io torna perché mi alzo e me ne vado. Manco la parola speriamo è pesante. Allora. La parola restiamo Allora, il Trapani in il Serie A, Trapani e facciamo va in il Serie derby. A. E facciamo il derby, dai. Oh. Il Palermo rimane in Serie A. Perfetto. Il Oh. Catania chissà, forse ripescato in Serie B. Ma io Non me lo speriamo. auguro, ma io mi auguro No, un perché ci sono derby voci, Catania-Palermo, me lo auguro, perché chi ci perde è tutta la Sicilia. Voglio sentire Peppe che mi parla di questo Trapani. Allora, il Come Trapani vedi il sta Trapani? facendo una striscia veramente fantastica. Le ultime 6 partite Ti a piace punteggio come pieno. gioca, eh? Certo. Giocano bene e speriamo bene. Solo questo possiamo dire, anche se c'è sempre quella che viene detta, come dire, lotteria dei playoff, perché ormai i posti utili per andare direttamente in Un A posto con 8-9 squadre, insomma 10 squadre, è lungo, è lungo. quindi Diventa difficoltoso, bisogna essere allenati mentalmente, Sì, una sì, partita sì, ogni quasi 3 giorni, insomma è un po'... È un secondo me bel bisogna lavoro. rivederla questa cosa dei playoff. Beh, non sarebbe solo questa da rivedere, io rivedrei soprattutto il numero delle squadre E che su partecipano. questo siamo lo metterei tutti alla d'accordo. base, Sono sia per tanti. la A che per la B. Sono Sì, tanti, sì, sono sì. tanti, sono tanti. Allora, Io Antonio, voglio dimmi. concludere dicendo soltanto che, parlando di identità, prima credo che un plauso venga fatto a Serse Cosmi. Ricordiamocelo, è Assolutamente. un tecnico che ha stravolto una società e ricordiamoci, ha raccolto una eredità difficilissima che era quella di Boscaglia, che aveva fatto non bene di più a Trapani, aveva preso la squadra dai dilettanti e l'aveva portata nei professionisti. Quindi non era facile. Cosmi si è messo in gioco in una società diciamo
diciamo, molto quadrata, grazie anche al direttore Faggiano, che è stato veramente il non plus ultra di tutto questo meccanismo, di questa macchina chiamata Trapani Calcio. Credo che Cosmi meriti veramente grandi elogi per aver costruito una squadra veramente impeccabile. Vedi il capitano Pagliarulo, vedi Citro, che pochi anni fa giocava nei dilettanti, vedi Montalto, vedi Nizzetto, sono tutti giocatori che hanno grande carattere come il tecnico. Si sono costruiti con il Trapani strada facendo. Cortesemente dalla regia, se possiamo rimettere la classifica attuale della Serie B, e così poi chiudiamo il discorso della Serie B con questo Trapani che insomma sta fuoreggiando. Abbiamo questo Crotone con 74 punti che ormai probabilmente ha già chiuso il discorso legato alla promozione diretta, 71 il Cagliari che ha surclassato il povero Boscaglia, 60 il Bari, 59 il Trapani, e poi le altre 4 squadre sono quelle che attualmente dovrebbero eventualmente fare queste semifinali in prospettiva playoff: Spezia, Pescara, Novara, Virtus Entella. E sulla Virtus Entella una battuta per tutti i nostri ospiti e poi chiudiamo la Serie B. Virtus Entella, Peppe, diciamolo pure, l'anno scorso era veramente una squadretta di provincia, quest'anno si trova catapultata probabilmente a giocarsi la lotteria dei playoff. E la programmazione fa tanto allora. La programmazione fa tanto e lo dimostra il Crotone. Il Crotone l'anno scorso aveva fatto già un ottimo campionato, se vi ricordate. Sì, con Drago, sì. Con Drago che sta facendo anche bene con il Cesena. Però l'Entella giustamente ha cambiato magari qualcosina che... La politica c'è un po' l'entusiasmo anche della... Ma no, è la politica molto spesso dei piccoli passi e soprattutto delle piccole realtà e di dove qualche giocatore il calcio... che ha una stagione bestiale che anche anche questo influisce, però merito anche a chi magari programma e quindi sceglie anche le persone giuste dal punto di vista dello staff, ma soprattutto anche dal punto di vista dirigenziale. Campionato a luce spente però all'inizio, no? Senza che nessuno parli. Ma il campionato di Serie B è sempre così, cioè non è che ti dà una squadra che parte forte all'inizio e arriva forte fino alla fine. L'ultima stagione e c'è sempre fatta dal un'alternanza. Sassuolo, no? Che volendo partì fortissimo e poi insomma ma chiuse... io andrei forse ancora indietro negli anni, quelli di Mario Vitale, quando c'era magari le squadre che stravincevano, che so, il Cremonese, queste squadre qua, eccetera. Ora diciamo c'è un alternarsi, si stanno sempre là e poi magari hanno quella continuità appunto perché hanno un ambiente sereno. Mario, l'Entella, mettiamo il caso, insomma, vince e va in Serie A. Lotito penso che si suiciderà. Ma tu pensi che Lotito continuerà a vita? Ma non lo so. La premessa è che ci saranno le elezioni a novembre, quando sarà, no? Sì. E io la vedo proprio male. Ma per tutto il gruppo? Ma per tutto il gruppo, dal presidente federale al Lotito e company. Mi tiri una domanda a questo punto. Questo cosa vuol dire? Che un campionato europeo può cambiare le sorti della federazione, Peppe? Indubbiamente sì. Certo. Indubbiamente sì. Ne abbiamo avuto, come dire, per ben 2 volte l'esempio. Uno lo faccio nell'antico 94, quando Sacchi, che era quello che aveva rivoluzionato il mondo del calcio, con un secondo posto non vinse i mondiali e tutto rimase come era prima. Nel 2006 c'era tanto bisogno di cambiare il calcio, vinse guarda caso quel modello e il calcio è rimasto quello che era. I risultati in Europa ci stanno dando questi risultati. È vero. Mario, tu che ne pensi di questa cosa? Io penso che era meglio quando era peggio. Va bene, buona prospettiva. Allora, Ettore, c'è una domanda da un tuo omonimo che si chiama Ettore e dice se possiamo inquadrare il Trapani nella rivelazione di questo, nelle sorprese di questo campionato. Una realtà del calcio siciliano. Guardando la classifica a livello di calcio siciliano, indubbiamente, guardando tutte le classifiche di Serie A e di Lega Pro e di Serie B, in questo momento è l'unica società che potenzialmente può trarre vantaggio da questi campionati. Poi se è rivelazione in questo momento in Serie B non lo so, io metterei come rivelazione assoluta l'Entella, perché probabilmente rispetto al Trapani non partiva per niente con il pronostico dalla sua. Io aggiungo anche il Crotone.
Ma il Crotone, Peppe l'ha detto, no, ma lì c'è un già lavorato. lì c'è un Volpone che ha lavorato negli anni, già lavorato. c'ha Ursino sotto sotto, È vero, che è vero. dite? Ok, allora, adesso ci proiettiamo verso la Lega Pro con le 3 squadre siciliane per chiudere il nostro appuntamento. Abbiamo l'ultimo break pubblicitario che ci lancia Federica, poi la Lega Pro e ahimè dobbiamo parlare di questa ennesima sconfitta del calcio Catania. Sì, Ettore, abbiamo un altro piccolissimo break per la pubblicità, mi raccomando non cambiate canale. Parliamo di Lega Pro, subito Federica con i risultati perché dobbiamo parlare di questo Catania che purtroppo insomma, ha perso a Benevento, la classifica è ancora un po' ingarbugliata, tra poco anche Antonio ci darà il quadro completo. A te i risultati Federica. Fidelisandria Catanzaro 0-0. Ischia Juve Stabia 0-1. Lupa Castelli Romani Martina Franca 2-1. Paganese Matera 4-0. Melfi Cosenza 1-1. Messina Lecce 1-1. Benevento Catania 1-0. Monopoli Casertana 1-2. Foggia Agrecas si disputerà domani alle 20:30. Perfetto, possiamo già vedere subito la classifica Antonio, così ci dai il quadro completo e possiamo parlare con serenità anche con i nostri ospiti. È un quadro che vede il Catania in questo momento salvo. Concretamente non è cambiato niente dalle scorse settimane, fortunatamente. Diciamo che siamo Facciamo a pari vedere punti direttamente la classifica, regia, grazie. Siamo a pari punti col Monopoli, ma abbiamo lo scontro diretto a favore e quindi siamo a parità di punti, siamo favoriti. Cosa c'è da dire? Diciamo che oggi il Catania ha fatto un'ottima prestazione, anche paragonato alla gara d'andata dove il Catania ha veramente stato battuto inesorabilmente dal Benevento. Asfaltato. Esattamente, sono d'accordo. E rispetto alle ultime partite il Catania ha lottato, ha giocato bene, quasi si poteva uscire da un punto dallo stadio del Benevento e diciamo che lo stadio del Benevento è stato un catino, è stato un punto di forza per questa squadra, squadra che meritatamente credo si avvia a vincere il campionato dopo tantissimo tempo, e un plauso, permettimelo Ettore, dobbiamo farlo ad Auteri, che è un tecnico siciliano che sta facendo egregie cose. Manteniamoci bassi. È vero. Cosa dobbiamo dire? Dobbiamo dire che purtroppo gli ultimi 8 minuti il Catania ha subito, diciamo, questo gol da campagnaccio finale anche da parte del Benevento. Esattamente, c'è stato questo tiro dalla distanza che purtroppo ha fatto cadere ogni speranza di tornare con un punto. Fortunatamente la Casertana in trasferta ha vinto a Monopoli 2-1 ed è andata tra virgolette nella sventura bene, però diciamo c'è il Catanzaro che va avanti, ora è a +3 e il prossimo turno sarà importante perché vedrà il Catania in casa contro il Melfi e invece il Catanzaro ospiterà in casa il Monopoli, quindi saranno 2 scontri diretti importantissimi da non sbagliare. Assolutamente. Una battuta con i nostri ospiti. Mario, in 30 secondi perché sennò non ci arrivo, perché voglio parlare anche un po' dell'Agracas, perché giocherà domani una partita anche molto importante contro il Foggia. Mi pare che gioca il Foggia, sì. Ma mica passa da Benevento la salvezza del Catania, secondo te? Ma quale salvezza? La salvezza... Parliamo di salvezza. Ma quando tu parli di salvezza mi viene la pistoriesa a me. Ma lo so. Cioè, pensando un'ammiraglia. Sì, ma noi guardiamo la classifica, non possiamo pensare sarebbe stato bello se. Noi guardiamo la classifica adesso e vediamo che il Catania sta lì a 32 punti con il Monopoli. E meno male che il Monopoli ha perso. Per me il Catania è salvo da quando è iniziato il campionato. In questo momento no. Cioè, in questo momento sì sulla carta, ma mancano ancora 3 giornate e bisogna giocarsela. Comunque, sto dicendo, secondo te passava da Benevento comunque la certezza e la tranquillità? No, assolutamente, perché non dico che era scontata, anche perché oggi il Catania mi dicono che ha giocato bene. Ha giocato una buona partita, le cronache dicono che aveva fatto una buona partita. Dai, anche se insomma... Se la poteva... Vabbè, ha giocato bene, non passa da Benevento. Non passa assolutamente. Peppe, passava da Benevento la salvezza sicura? Penso che passerà sicuramente dalla prossima partita in casa con il Melfi.
È una gara necessaria da vincere. Anche contro la Lupa Castelli, insomma, doveva essere una partita che sembrava una avrebbe partita scontata, però è stata una partita che poi una risolta battaglia, è stata una battaglia, alla nel fine, senso che sì. hanno dovuto fare il gol all'ultimo, cioè, ma a questo punto meglio così, meglio prendersi di questi 3 punti che Le lasciarli. partite durano, come dire, 90 e più. 90 e più È minuti. vero. Quindi alla fine- Una telespettatrice, diciamo una donna, ci Oh, fa una bene. domanda e ci dice Non ci fai ricordiamoci... non ci fai complimenti? non l'ha scritti, però credo, Vabbè, presumo sto di sì. scherzando. Allora, diciamo che ci rammenta che il Catania ha 10 punti di penalità, però io voglio controbattere, voglio dire soltanto che anche con i 10 punti di penalità il Catania non sarebbe arrivato nelle zone in cui compete questa rosa. 42 punti, certo. Esattamente, quindi saremmo al pari del Messina. E sottolineo che, permettimi di sottolineare la grande stagione di mister Arturo Di Napoli a Assolutamente Messina. sì, assolutamente sì. Quindi un plauso al Messina. Una battuta la facciamo per l'Agragas che domani va a giocare contro questo In un campo difficile, questo, che è in quel di questo Foggia, che comunque tenta ancora di che ha agganciare vinto sempre la posizioni Coppa importanti. Italia di serie di Lega Pro, Sì, diciamolo, sì. quindi è una A squadra... cosa serve non si sa però. Questo è una cosa che... Si parla che la prossima stagione questa vittoria eventuale garantirebbe l'accesso eventualmente ai playoff. Mi sembra anche giusto, voglio perché dire. per dare anche un senso Se no- a questa Se no non giocano neanche i ragazzini nelle prime squadre in Coppa Italia. Comunque, merito anche a questo Messina che ha pareggiato contro il Lecce, una squadra tosta. È vero. E il Foggia. Foggia è una squadra che... Mi piace come gioca il Foggia. Sì, sì, anche perché c'è un seguace di Questo Pasquale tiki- Marino questo che... tiki-taka. De Zerbi credo che in questo caso sia un ottimo allenatore. È vero, è vero. Peppe, ma a questo punto questo Akragas dobbiamo lodarlo come la vera e propria rivelazione? Perché insomma dal Messina ce lo aspettavamo che con la sua esperienza avrebbe fatto un campionato tranquillo. La vera, come dire, non sorpresa, diciamo che la svolta è stata quando c'è stato Pino Rigoli. Sì. Pino Rigoli praticamente ha avuto quel vantaggio di conoscere l'ambiente. Tra l'altro le qualità di Pino Rigoli non Le si conosciamo discutono, tutti. è un allenatore che conosce anche la categoria, un allenatore esperto, quindi questo ha fatto la differenza, visto che prima c'era un allenatore che non aveva mai allenato, Un predicatore. e nello Aveva stesso tempo fatto soltanto settore giovanile a aveva fatto Bari. il sottologia, ma non conosceva l'ambiente, quindi aveva un doppio handicap che in queste categorie In queste si pagano pesantemente. incide, Mari, incidono queste, Ma queste certo che cose. incide. Ma io mi meraviglio come un Pino Rigoli è rimasto fermo tanto tempo. Beh, una mezza stagione, l'anno Mezza scorso stagione, allenava in Serie mezza D. stagione. D'accordo che conosceva, ma Pino Rigoli ha vinto tanti campionati. Sì, Tanti. Il vero allenatore si forma nei campionati inferiori. assolutamente sì. Si forma, e Pino Rigoli, io veramente. Certo, ha vinto Io mi tutto. meraviglio. A livello Io mi meraviglio dilettantistico ha che vinto qui, tutto. Io mi meraviglio a Catania. Io mi meraviglio a Catania. Guarda, è stato tema di tante sale stampe quando Sì. andava in onda da Catania. Effettivamente nessuno si sa dare una spiegazione perché Rigoli non è stato preso in considerazione Scusa, dalla se, dirigenza del se Catania. tu mi prendi a me come direttore sportivo, come Ai. direttore generale, No, come- ti prego. Dimmi una cosa, mi paghi? Mi paghi? Io ti devo rendere a te o non ti devo rendere? Assolutamente Quando sì. poi iniziamo, questo è troppo giovane, allora lo mandiamo a Trapani. Pino Rigoli, dove è stato Pino Rigoli? Dove? Pino Rigoli va da Agrigento. E sappiamo quello che ha fatto. Sappiamo quello, perché la vera rivelazione non è né De Zerbe, non è né Euteri, È Rigoli. è Rigoli per Sono me. d'accordo pure E io. poteva essere a Catania. Ma io mi domando, ma chi sta? Ma chi sta seduto dietro a queste scrivanie? Chi ci sta? Degli aziendalisti? Degli aziendalisti? Ma guarda, sul Catania, volutamente noi di Sala Stampa di Penalty non abbiamo voluto mai prendere il problema e cercarlo di risolvere in E TV. perché non farlo, scusa? Perché secondo me queste cose non si risolvono in TV con insomma, gli opinionisti, con i tifosi. Queste cose vanno risolte nei luoghi e con le persone che hanno a che fare col problema. Per cui noi volutamente, proprio per scelta di Penalty, abbiamo ritenuto, secondo me, credo anche nella maniera più pulita possibile, dare modo di parlarne sì del Catania,
Però i problemi non li dobbiamo risolvere noi, li devono risolvere chi di competenza. Non so se siete d'accordo. Una forma di critica ci deve pure essere. Sì, vabbè, ma noi la critica la facciamo in maniera molto limitata, spicciola, però senza esagerare. Se no, non stiamo esagerando. Io sto dicendo, ma sono i fatti. Sono i fatti, è acqua santa. Non ti questa qua. amareggiare, non ti amareggiare. Non è che mi amareggio, perché veramente qua... Antonio. Io spezzo una lancia nei favori del mister, perché ricordiamoci, ha valorizzato giocatori non più giovani Parli come, di Rigoli. sì, sì, come Capuano, che è ex Catania, ma anche un Di Piazza, e ricordiamoci a gennaio Certo. a Catania c'era anche un certo Di Grazia, Di Grazia, che è sì. andato ha ad fatto Agrigento e sta facendo un campionato di tutto rispetto. Assolutamente. La stessa situazione di Petkovic. Perché? Benissimo, perché è con questo dubbio, perché? con questo dubbio, Lasciamoci con questo dubbio. perché dobbiamo congedarci. Ci dai un aggiornamento sul posticipo? Che, Allora, insomma, posticipo è oggi stato abbiamo parlato poco perché- valutato allora, oggi. stiamo sullo 0-0 e siamo al 61esimo Anche del Berlusconi secondo sarà tempo. contento quindi del debutto di Brocchi. Vedremo quello del drone, vedremo vero? al 90esimo. L'allenatore che utilizza il drone. Ma i droni li stanno utilizzando anche a livello dilettantesimo, figurati se non li utilizza anche Ettore, Brocchi. mi devi scusare, dai. ma c'è un ragazzo, Mirko, che insiste nel dirci di chiedere ai tuoi ospiti, ai nostri ospiti, Però dove veloce passa la salvezza di questo Catania. Allora, veloce perché io devo chiudere perché poi c'è il penalty futsal. Veramente 30 secondi, Mario carissimo. Allora, da dove passa la salvezza, se salvezza dobbiamo chiamarla, insomma la situazione del Catania? Dalla prossima partita. Fondamentale. Dalla prossima. O dentro o fuori? No, non direi dentro o No, fuori. però- Nonostante tutto, non finisce domenica. il Non campionato. finisce domenica. Per la Peppe? prima volta stasera mi trovo d'accordo. Bene, oh, finalmente, Così siamo lo faccio contenti. contento. Siamo contenti. Antonio, secondo te Sono passa- d'accordo, sono d'accordo. Passa sono da là, d'accordo. passa da là. Sì, Questa sì, vittoria sì, contro il Messi decisamente. potrebbe aiutare quantomeno il proseguo del campionato perché poi mancherebbero soltanto 2 partite. Sì, E sono d'accordo anche Paganese e Fidelis Andria. Esatto, anche perché vedendo il gioco che ha espresso oggi a Benevento, credo che ci sia da essere ottimisti. Ottimisti, Sì. perfetto. Allora io ringrazio Mario Vitale, Grazie a voi. ti ringrazio anche per questa bella collaborazione con Sala Stampa di Penalty, le tue apparizioni anche dentro Penalty ci sono piaciute e chiaramente non continueremo ancora questa bella collaborazione. grazie. Ci piace il tuo raccontare il calcio in maniera così movimentata, sì. estemporanea, ma tu sei questo e noi siamo contenti di averti avuto dentro Sala Stampa di Penalty. Grazie a Grazie a Mario voi. Vitale, un grazie a Peppe Straquadanio. Io ringrazio voi e se mi consenti Assolutamente devo sì. fare una breve comunicazione che riguarda l'AIAC. Certo, l'AIAC C'è di il corso Ragusa. AIAC di Ragusa, ma riguarda Guarda, la tutti- telecamera è tutta tua. tutti gli amanti del calcio che vogliono fare il corso di allenatore UEFA B. Sì. Si terrà a Ragusa dai primi di maggio fino a quasi... La data ancora non è stata definita. No, è dal 2 di maggio Ah, fino alla perfetto. fine di maggio, durerà 3 settimane. Sì, le Però iscrizioni le si domande concluderanno? le devono fare entro questo fine mese, 20-21, non mi ricordo bene, e questo per coloro i quali vogliono, ripeto, Certo. tuffarsi in quella che è l'esperienza di allenare. Si vogliono rovinare. No, Quelli no, non quelli si che si rovina. vogliono rovinare. E nello stesso tempo dico anche che anche noi festeggeremo Certo. ovviamente i 50 anni facendo ovviamente degli incontri con tecnici di un certo spessore, e ricordo anche che si devono fare obbligatoriamente ai tecnici i corsi di aggiornamento, Perfetto. altrimenti dal Obbligatori. prossimo anno non potranno più allenare. E quindi è importante. come dire, la cultura è alla base. E io che ho Questo 20 anni vitale. che non alleno, che devo fare? Fammi Devi capire. rifare tutte Sei cose tu, ormai sei già fuori dal fuori. calcio. Devi Perché? rifare Se tutte fa- cose devi tu. fare. O fai 3 corsi di aggiornamento entro giugno, Ora. ovviamente sì, entro Ma giugno. chiedigli se si è intanto rinnovato il tesseramento. Hai pagato ogni No, anno? no, io c'ho E la allora- vita che non pago. vabbè, E allora allora sei sì. ormai- E che pago? Va bene, Se ok. Beh, devi pagare tutti gli Vabbè. arretrati. Mi Va faccio bene. un mutuo allora, che dici? Va bene, grazie a Mi Mario faccio un Vitale, Va bene, grazie grazie a anche voi, buonasera. a Peppe dell'AIAC, associazione allenatori di calcio della provincia di Ragusa, con questo corso che si aprirà fine maggio, abbiamo detto? Inizio maggio, mentre voglio ricordare ancora una volta un appuntamento importante domani presso Torre del Grifo per festeggiare insieme all'AIAC di Catania, della provincia di Catania, con interventi di tecnici, di autorità sportive, per
far sì che questo calcio abbia una svolta sempre in maniera forte e determinata. Ci sarà anche la presenza del presidente della Federazione Italiana Gioco Calcio del Comitato di Catania, la dottoressa Teresa Chiara, e il tema del progetto si chiama anche AIAC Edu Giovani, perché bisogna educare i giovani a capire che il calcio non è solo un risultato, ma anche una crescita personale. Un'educazione. Un'educazione. Grazie ad Antonio. Grazie a te. Qui. Io rimango qui, però volevo ringraziarti per questa bellissima esperienza che abbiamo avuto nel parlare anche del calcio professionistico. Sicuramente, grazie anche ai numerosi ascolti, ci rivedremo la prossima stagione. Prossima stagione con tantissime novità, possiamo già anticiparle. E speriamo anche con tutte le squadre siciliane nel posto e nella categoria che gli competono. Grazie ad Antonio. Compreso il Palermo. Tutte le squadre siciliane. Tutte le squadre siciliane. Bene, grazie ad Antonio Napisarda, saluto anche Federica che rimarrà invece per la parte finale di questa maratona sportiva siciliana con Alessio Patti e il suo penalty futsal. Sì Ettore, io infatti rimango qui insieme ad Alessio, infatti saluto te e auguro una buona serata ai nostri ospiti. Perfetto, io vi voglio salutare, ringraziarvi e darvi appuntamento per quel che mi riguarda a domani mattina alle 7:30 con il risveglio tutto siciliano di Video Mediterraneo con la trasmissione Coffee Time che chiuderà la sua stagione appunto la prossima settimana sino a venerdì 22. Racconteremo e sveglieremo questa bella nostra cara Sicilia. Grazie a tutti, buona serata, buon proseguo e a domani mattina alle 7:30 con il Coffee Time. Ciao a tutti!